Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, Veneto Globe Sport in questo caso, dalla vostra web tv www.venetoglobe.com e sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente che ci mette in onda per tutto il nord Italia e ci potete vedere sul digitale terrestre. Andiamo subito a scoprire le principali notizie di oggi e vediamo subito quali sono per quanto concerne il calcio. Il calcio, la nazionale italiana di Mancini, dopo aver giocato contro il Portogallo ed aver pareggiato 0-0, rimane fuori dalle Final Four. Questa sera altra continuazione di preparazione, chiamiamola così, un amichevole con gli Stati Uniti, si gioca a Genk, l'inizio è fissato alle 20:45. Per quanto riguarda il calcio di casa nostra, Serie A, Serie B e via con gli altri campionati, aspettano tutta la ripresa appunto dopo la nazionale, sia per quanto riguarda la Serie A, vi dicevo, la Serie B che riattaccherà il 23 novembre con l'anticipo tra Verona e Palermo, la partita più seguita, la Serie D per quanto ci riguarda e per quanto riguarda i campionati a caratura regionale vedrà un'altra giornata con il Montebelluna nuovamente impegnato dopo il pareggio in casa contro il Campodarsego 1-1 scaturito, c'era la vittoria fino al 90esimo, poi in pieno recupero la formazione di Campodarsego ha raggiunto il pareggio. Sull'eccellenza e dell'eccellenza, girone B, 11ª giornata, ci ritorneremo domani per quanto riguarda la partita Eclisse Calvino-Ale che abbiamo ripreso con le nostre telecamere, la potete vedere in modalità on demand sul sito www.venetoglobe.com, la potete vedere in modalità, vi dicevo, on demand con i vari servizi e le varie interviste. L'intervista che vi proporremo domani sarà quella con Matteo Vianello, il tecnico appunto del Calvino-Ale. Ne è uscito un pareggio, un 2-2 molto interessante. Per quanto concerne il campionato di promozione, girone D, 11ª giornata, diamo oggi i risultati. Caorle batte Iulia Sagittaria 1-0, a Conegliano al Narciso Soldan Conegliano batte Fontanelle 4-0, a Cornuda Vedelago batte Cornuda Crocetta 2-0, Favaro batte Villorba 3-0, non è servito il cambio di allenatore per il momento a Villorba, Lovis Presiano perde in casa per 2-1 contro il Prodeco Montello, sempre più lanciato nelle zone alte della classifica, Opitergina batte Noventa 3-1, Portogruaro, che è la squadra che è data per favorita da tutti gli addetti ai lavori, Portogruaro batte Vazzola 1-0 ed infine Fossalta di Piave Corsara contro lo ZTLL Sinistra Piave vince netto e secco per 5-0. Lasciamo il calcio, ci ritorniamo domani come vi abbiamo detto e andiamo a parlare di ciclismo perché ieri a Treviso la RCS ha definito, la RCS è l'organizzazione, Gazzetta dello Sport diciamo così, del Giro d'Italia e proprio la RCS ha definito il percorso e la tappa di Treviso. Sarà una tappa che percorrerà la Marca Trevigiana per una 60ina di chilometri. La partenza ufficiale sarà data davanti all'azienda Pinarello a Fontane di Villorba e qui ricordiamo Giovanni Nane Pinarello, mitico fondatore appunto dell'azienda ma anche mitico ciclista. TVB per parlare di basket in casa di fronte al proprio pubblico. Domenica la TVB ha vinto alla grande per 90-68, grande difesa, un'eccellente circolazione di palla, Chillo e Lombardi super e con la vittoria è arrivato anche il secondo posto in classifica. Andiamo sempre con le interviste di Valentina Dalmas, quest'oggi con Matteo Chillo. La facciamo così? Dai. Siamo con Matteo Chillo, una buona vittoria oggi serviva, era quella che il coach vi aveva chiesto? Sì, cercavamo continuità dopo la partita anche in trasferta vinta a Mantova e quella in casa con Verona, cercavamo la seconda in casa per un buon trend e insomma è andata bene. Continuità e anche minuti in campo per quanto ti riguarda? Sì, e come ho già detto anche dopo Mantova, bisogna che
quando qualcuno è in bolla deve dare tutto quello che ha. Adesso mi è capitato a me stasera, ma può capitare a tutti quanti alla nostra squadra. Siamo tutti 10 pronti e vogliosi di fare ognuno una volta la sua partita. Avete una panchina molto lunga e quindi le rotazioni sono molteplici. Sì, assolutamente, deve essere quella la nostra forza. E dobbiamo continuare a lavorare in questo modo e vediamo di toglierci queste soddisfazioni. E magari qualche vittoria in trasferta come nella prossima, cosa vi aspetta? Sì, adesso ci godiamo questa vittoria, ma sappiamo che domenica prossima abbiamo una grande trasferta a Montegranaro dove cercheremo di fare il massimo. Assolutamente sì, ti lascio gli autografi, grazie. È un Chillo che ha conquistato non soltanto i bambini, per carità, quindi donne, è un bellissimo ragazzo e naturalmente tifosi della TV Basket, tra l'altro della TVB, tra l'altro con una prestazione, quella di domenica, molto molto valida insieme a Lombardi. La trasferta per la TVB sarà, come avete sentito, con Montegranaro, che è una formazione che al momento si trova in seconda posizione di classifica e quindi attenzione perché ci sono dei rischi per il coach Menetti e per la sua truppa, anche se la infermeria si è quasi completamente svuotata del tutto. Chi invece cerca e dovrà cercare di ritornare prepotentemente alla vittoria è il Ponzano Basket di Serie A2 femminile, perché a Bolzano c'è scappata purtroppo un'altra sconfitta piuttosto pesante per 58-40. Ora c'è questo turno interno al Palacicogna sabato prossimo, tra l'altro con diretta streaming su www.venetoglobe.com e poi sul sito della stessa società. Bene, alle 20 l'inizio contro il fanalino di coda Albino. Sono necessari vittoria e 2 punti, chiaramente. Chi invece ha continuato e continua a vincere con una buona piccola per il momento striscia positiva, ma gli auguriamo di allungarla, è la Rucker Sande, che dopo aver vinto a Lugo sulla Sirena vince anche al Palassacon 94-79 dopo una buona partita. Prossimo scontro contro Juvi Cremona, ma andiamo a sentire Marco Mian cosa pensa della gara vinta contro Reggio, coach dei trevigiani. Eccolo. Marco, c'è continuità, vittoria a Lugo, avevi chiesto appunto di continuare con la vittoria e vittoria è stata. Sì, diciamo che Lugo ci ha dato un attimo ci ha tolto quei fantasmi che avevamo nella testa, perché avevamo iniziato molto bene, forse al di sopra anche delle aspettative, e forse ce l'avevamo creati tutti. Come ho detto l'altra volta, ragazzi, San Venemiano è da playoff, è da prime 4, cioè. Poi dopo abbiamo avuto un attimo di chiaramente, buttando anche via una partita con Faenza, arrivare a 3 sconfitte nella testa dei ragazzi, non c'era quella serenità che c'era all'inizio. E Lugo diciamo che ci ha tolto questi fantasmi, quindi oggi hanno fatto una partita secondo me abbastanza solida. Le squadre quando vengono qua fanno dei primi tempi che alzano la mano e fanno canestro con una facilità pazzesca. Magari noi dobbiamo fare un po' di più in difesa e questo è quello che gli sto chiedendo. Però, santo Dio, cioè, bravi loro, poi dopo rimanendo lì concentrati e lavorando forte in difesa in particolar modo siamo riusciti a creare un gap che poi non è stato più colmabile. Stavo per chiederti appunto, primo tempo forsennato da parte loro, veramente anche a velocità, riusciva tutto. Ho visto che ti sei arrabbiato più volte per qualche sbavatura in difesa. Sì, diciamo che mi arrabbio per sfogare anche, perché sennò è chiaro che certi errori, faccio un esempio, cioè se io vado a marcare uno correndo con la palla e questo mi batte facilmente, bisogna intervenire, magari cercare la palla, fare un fallo. Questo l'abbiamo fatto male nel primo tempo e là c'è la mia arrabbiatura. Ripeto, non sono preoccupato in questo momento dell'attacco, perché è vero che loro hanno fatto 49 ma noi abbiamo fatti 54. Il problema è che lasciare 49 punti a una squadra come Reggio Emilia, che comunque è una buona squadra, perché con tutte le squadre i primi tempi ha sempre lottato, in casa non è il massimo, diciamo così. Quindi insomma dobbiamo continuare a lavorare su questi concetti qua, su questi particolari difensivi.
Questo Marco Mian. Nelle prossime serate vi faremo ascoltare anche il tecnico di Reggio, tra l'altro il secondo tecnico di Reggio, perché il primo è stato espulso durante la gara e alla nostra richiesta di venire ai microfoni dice guarda meglio che non venga altrimenti vengo espulso a vita per quello che potrei dire, quindi si è tirato parecchio sul nervosismo nell'ultima parte, nella seconda parte di gara su questa partita. Ruker comunque ottima vittoria. Limoco adesso con la pallavolo femminile, sì, perché siamo pronti, c'è un altro mercoledì di Coppa, è il caso proprio di dirlo, perché è il mercoledì di Coppa, è il mercoledì di Champions che arriva con Scandicci, si gioca domani sera alle 20:30 al Palaverde e allora noi per inquadrare e cominciare già a parlare di questa partita lo facciamo con il libero Fersino che ha giocato a Chieri sul 3-0 per la formazione. Allora andiamo a sentire sulla partita e naturalmente anche sul futuro. E siamo qui, fine match, con Eleonora Fersino, grande protagonista per questa vittoria di Conegliano per 3-0. Avete avuto difficoltà in alcuni fondamentali, però fatto sta che in campionato non avete ancora perso un set. Sì, siamo appena all'inizio e ogni giorno, dopo ogni allenamento, cerchiamo di migliorare ogni piccola cosa. E stasera ovviamente abbiamo giocato per la prima volta con certe ragazze, quindi abbiamo cercato di trovare delle sistemazioni e un equilibrio che alla fine siamo riusciti a trovare. Il coach in sede di presentazione di partita l'aveva detto che ci sarebbe stato del turnover perché ha la fortuna di avere 12 giocatrici che possono essere potenzialmente tutte titolari. Come hai detto tu avete fatto un po' di difficoltà probabilmente a trovare un po' le dinamiche di gioco perché non avete giocato insieme, però è una vittoria importante, altri 3 punti e adesso mercoledì c'è una partita importante in Champions League. Sì, esatto, una vittoria è sempre una vittoria, adesso subito testa, come dice il nostro allenatore, a mercoledì per la prima di Champions, e quindi, però intanto ci godiamo questa vittoria offerta, però meritata. 3-0 contro Chieri, brava Fersino perché ha giocato al posto di De Gennaro e ha fatto molto bene. 3-0, bella vittoria perché si continua senza aver perso ancora un set per quanto riguarda il campionato della formazione di Santarelli, però c'è un però e c'è un ma, questo infortunio a Megan Easy. Dopo un anno esatto dall'infortunio al piede sinistro, adesso tocca o viceversa al destro, insomma, per probabilmente, anche se non c'è la certezza al 100%, lo si saprà soltanto in serata e nelle prossime giornate ve lo comunicheremo di questa rottura del tendine di Achille. Fosse così sarebbe ancora un blocco totale per Megan Easy che farebbe ritorno in America e quindi non potrebbe più essere a disposizione della compagnia di Santarelli. Staremo a vedere, comunque attendiamo e speriamo che magari ci siano sbagliati un po' tutti. Benetton Rugby, foto che arrivano dalla Sudafrica, vedete tanta frutta, mi pare di vedere tanta verdura, quindi ci sono i giocatori di Treviso che sono per una quindicina di giorni, 16 esattamente, in Sudafrica per affrontare le due squadre, le due franchigie appunto sudafricane. Un impegno perché hanno tenuto subito a precisare non sarà un viaggio tranquillo, comodo soprattutto, e non sarà una festa, soprattutto sul discorso insomma di poter vedere e scoprire il Sudafrica. Si andrà per giocare, lo faranno 25 giocatori con 2 permit players, tra l'altro Lamaro e Cannone, che sono stati aggregati alla formazione trevigiana. Per quanto riguarda il rugby, volevo solo segnalarvi che nel femminile, nella Serie A femminile, perdono le Red Panthers Benetton, che stanno attraversando un periodaccio, e vincono invece nettamente, schiacciando le proprie avversarie, l'iniziativa Villorba Rugby, che sono lanciate più che mai in vetta alla classifica. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport. Noi ci risentiamo domani, sempre su venetoglobe.com e sulla vostra e nostra TV, Caffè TV 24, che si trova e potete trovare sul canale 95 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ripeto canale 95 del digitale terrestre. A tutti voi, buona serata.